Il ministro dell'istruzione Marco Busetti ha fatto ieri tappa anche ad Agrigento per la sua visita nella nostra isola. Dopo aver incontrato il presidente della regione Musumeci nella mattinata a Palermo e avere firmato un accordo di programma quadro tra lo Stato italiano e la nostra regione per il potenziamento e miglioramento del sistema educativo siciliano, ha incontrato presso la sala Zeus del Pala Congressi una rappresentanza dei dirigenti scolastici dell'isola. Il ministro ha anche sentito le istanze che arrivano dal territorio, rispondendo alle domande dei dirigenti scolastici presenti. Tra le priorità quelle del rilancio della scuola nell'isola, una maggiore attenzione verso chi dirige gli istituti scolastici, spesso lasciati solo, uno svecchiamento dei docenti per aprire le scuole ai più giovani. Nell'intervallo ha avuto anche un colloquio con le famiglie di disabili per ascoltare le loro problematiche. La scuola è la base del processo formativo vero che la nostra società ha necessità e bisogno di avere e di rilanciare. Per questo partiamo dalla Sicilia per dare già delle risposte concrete. Come si rilancia fattivamente? Con tante azioni, innanzitutto rimotivando, rigenerando entusiasmo e soprattutto dimostrando coi fatti quello che abbiamo già promesso 2 mesi fa. Contro la dispersione scolastica è necessario potenziare il tempo scuola, grazie al lavoro degli enti locali, della regione. Andremo già in tutte le province della regione a individuare delle scuole dove potenziare il tempo scuola e poi dare possibilità ai ragazzi di svolgere un'azione di orientamento migliore per sviluppare le loro attitudini e capacità. Quello che vogliamo fare è fare corsi non in Sicilia, in Italia. Abbiamo fatto già un primo bando per reclutamento, per avviare i corsi di specializzazione per poi reclutare 10.000 insegnanti di sostegno. Lei parlava di uno svecchiamento della scuola, di nuovi docenti, nuovi giovani, si ci arriverà a questo? Sì, è necessario per la nostra scuola avere anche studenti che abbiano al loro fianco docenti con tanto vigore, tanta forza, energia e motivazioni nuove, quindi giovani. Non che quelli che ci siano non vadano bene, assolutamente, però nuova linfa, ecco. Spesso ci sono strutture antiche, obsolete, fatiscenti, in questo senso pensate di mettere delle risorse nella finanziaria? Rispetto alle strutture scolastiche? Rispetto alle strutture scolastiche che sono di competenza degli enti locali, noi li abbiamo già aiutati e sostenuti attivando un piano di finanziamento per la messa a norma degli edifici. Non solo, ma attraverso l'opera dell'Agenzia Spaziale Italiana insieme al CNR noi monitoreremo la condizione degli spostamenti degli edifici anche attraverso i nostri satelliti. Cosa è rimasto della buona scuola di Renzi? Questo lo sapete voi, basta che fate una sottrazione e cosa rimarrà dopo vedremo. Parliamo di questa sua venuta anche ad Agrigento, un incontro con tanti dirigenti scolastici, sono arrivate tante istanze, questa sera sarà lei a questo concerto di Erasmus, un momento anche importante alla Valle dei Templi. Sì, sono venuto per quello, nel frattempo ho voluto anche incontrare i dirigenti proprio per far presente loro come stiamo lavorando, ascoltare le loro istanze e i loro bisogni, farne tesoro per poi portarne avanti una politica importante di rivalutazione della scuola.